Sì, sì, col microfono acceso. Eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, buona giornata mondiale della Terra. Siamo qui oggi alle prese con un tema davvero importante, un tema che in coda, speriamo, alla luce della terribile, tragica emergenza sanitaria che ci ha colpiti, risuona ancora con maggiore forza. Che la pandemia che abbiamo attraversato, che stiamo ancora attraversando, davvero ci ha indotto a realizzare che non possiamo, che dobbiamo smettere di crederci sani in un pianeta, in un mondo malato. Quello che è accaduto non è stato un accidente in senso stretto, l'allarme era risuonato già da tempo, gli avevamo dato voce biologi, scienziati, medici da più parti del mondo. Si è trattato di qualcosa che più che un terremoto assomiglia a un uragano, fenomeni la cui intensità, la cui frequenza davvero tanto hanno a che vedere con il modo in cui noi agiamo nell'ambiente, sull'ambiente, violandone gli ecosistemi, consumandone con avidità le risorse. Dunque in questo contesto tanto fragile, fatto di comportamenti, di azioni sempre interconnesse, urge un cambio di passo, è diventato urgente, imprescindibile, un cambio di paradigma e allora eccoci qui, eccoci a presentare un'iniziativa coraggiosa, un'iniziativa che vuole combattere lo spreco alimentare, lo spreco degli sprechi e lo fa nel primo luogo dove si verifica lungo la catena che dalla produzione conduce al consumo, sui campi. Lo fa restituendo cittadinanza a quei prodotti che l'industria alimentare scarta in partenza, perché più piccoli, più grandi, meno perfetti, così per natura, che poi è il titolo felice che si dà a questo progetto di sostenibilità ideato da Natura Sì con il sostegno di Legambiente. Allora sono felice di darvi il benvenuto a partire da Fausto Iori che di Natura Sì è l'amministratore delegato. Ben arrivato Iori. Grazie Gabriella. Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente, benvenuto anche a te. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, e Luca Falasconi, cofondatore di Last Minute Market. Benvenuto. Buongiorno a tutti quanti. Allora, buongiorno a tutti. Iori, veniamo subito al punto. Ogni anno accade in tutto il mondo, accade in grande percentuale anche in Italia, tonnellate di prodotti di frutta, di verdura non arrivano agli scaffali dei punti vendita, vengono scartati perché non sono conformi alle norme, ai regolamenti europei, semplicemente ai canoni estetici che sono imposti dalla grande distribuzione, ma anche perché non incontrano il favore dei consumatori che si sono abituati a diffidare delle imperfezioni. Allora, occorre smettere di scartare con gli occhi, occorre cominciare a fidarci delle differenze e ricordarci che in natura il canone di perfezione a cui siamo abituati non esiste e non coincide neppure con gusto e qualità. Siete partiti, Iori, anche da questo per un progetto che ha appunto un bel titolo, Così per natura. Allora ci racconta che cosa ha ispirato questo progetto, come si articola, quali obiettivi si prefigge? Certo, grazie Gabriella. Allora, Così per natura è un progetto effettivamente sfidante, però lasciatemi partire un attimo da un presupposto, forse che non tutti conoscono. C'è un regolamento europeo, che è il 543 del 2011, che chiarisce in maniera, diciamo, abbastanza specifica quello che è la qualità sia generale che specifiche dell'ortofrutta. Questo regolamento definisce sostanzialmente per come un prodotto può essere chiamato, ad esempio un kiwi può essere chiamato kiwi actinidia, solo se ha determinate caratteristiche di peso, di forma, di dimensione, e in base a questo vengono definiti quelli che vengono chiamati tecnicamente i calibri, quindi sostanzialmente le categorie. All'interno di queste categorie ci sono delle dimensioni minime e massime che regolamentano quando un kiwi può essere chiamato extra piuttosto di categoria 1 piuttosto di categoria 2. Questo è un regolamento europeo che è stato fatto per due razionali. Il razionale del regolamento non è banale, è un regolamento che è nato da un concetto di qualità mercantile, che significa se io sono da una parte del mondo e voglio comprare gli anacardi che sono da un'altra parte del mondo, io posso ordinare e dirgli
mandami gli anicardi, quelli belli e buoni. Ok, ma cosa vuol dire tecnicamente belli e buoni? Allora il regolamento europeo non fa altro che definire cosa vuol dire belli e buoni in maniera molto analitica, molto tecnica. Questo è uno dei criteri fondamentali di questo regolamento, quindi quello che viene chiamato qualità mercantile. Dall'altra parte, questo regolamento parte anche dal presupposto che poi questi anicardi, piuttosto limoni, piuttosto che kiwi, pomodori, eccetera, devono essere lavorati anche meccanicamente, pattolati, puliti, imballati, e questo viene fatto mediamente con dei macchinari industriali. I quali macchinari industriali hanno bisogno di un calibro, hanno bisogno, insomma, non sono così flessibili come può essere l'uomo, quindi hanno bisogno di misure standard tipiche del mondo manufatturiero industriale. Questi due razionali del regolamento sono dei due razionali che però non tengono conto di principi che sempre più nell'ultimo decennio sono principi veri, incontrastabili e veramente fondamentali per la nostra esistenza, che è quello di ridurre lo spreco, che è quello di in qualche maniera far partire una sana economia circolare, in cui lo spreco non deve essere ridotto il più possibile. Questo principio... Ecco, Iori, ma perché lo spreco che viene fatto a monte, diciamo lo spreco che avviene sui campi, che percentuale è rispetto all'elevato anche già spreco alimentare che si realizza lungo tutta la filiera? Pensa che mediamente circa il 20% dell'ortofrutta viene sprecata in campo. Quindi di tutta l'ortofrutta prodotta, quella che viene poi parte per andare nella vendita commerciale, il 20% viene già scartato in campo. Questo 20% deriva proprio dall'applicazione ferrea di questo regolamento europeo sulla qualità mercantile e su sostanzialmente i calibri. Allora, il punto vero è che questo regolamento non tiene conto, come dicevo prima, che non si può permettersi di sprecare il 20% del nostro ortofrutta esclusivamente per motivi legati alla qualità mercantile o agli standard di lavorazione industriale. Non è possibile. E proprio per questo abbiamo lanciato Così per Natura, proprio per dimostrare che il miglior modo in assoluto per evitare lo spreco, soprattutto nell'ortofrutta, è evitare che ci sia lo spreco a monte, in campo, in campagna, dall'agricoltore. Concretamente, Iori, come si articola il progetto? Cioè, qual è il tipo di offerta che viene fatta, che cerca di indurre un cambio culturale, un cambio di paradigma? Allora, il punto vero è che è un cambio di paradigma, è un cambio culturale. Un cambio culturale che parte dal presupposto che non dobbiamo scegliere unicamente con gli occhi l'ortofrutta, perché il fatto che l'ortofrutta sia di una dimensione un po' più grande, un po' più piccola, un po' deformata, non significa che abbia una qualità organolettica inferiore, anzi non è assolutamente così. Quindi il nostro concetto è Così per Natura e noi vogliamo portare nel negozio quello che è dell'agricoltura, quello che parte dalla natura, quello che parte dal campo. E proprio per questo, lasciatemi dire, invece che farlo con parole, volevo lanciare un video di Marisa, una nostra contadina che produce, che ci fa vedere veramente la realtà che c'è in campo. E dopo questo facciamo qualche considerazione tutti insieme sui benefici del progetto Così per Natura. Quindi per cortesia, se lanciamo il video di Marisa. Sono Marisa dell'azienda agricola biologica Vernelli, è un'azienda a vocazione frutticola situata sulle prime colline di Faenza. In biologico generalmente la pesatura di frutti è inferiore perché utilizziamo solamente una concimazione di tipo organico e quindi non essendo il concime organico un concime prontamente disponibile per la pianta e facilmente assimilabile, i frutti rimangono comunque più piccoli. Questo non vuol dire assolutamente che sono di qualità inferiore e questa è una delle ragioni per cui il consumatore non dovrebbe assolutamente chiedere frutti di pesatura superiore, non ce n'è una ragione. Il motivo per cui in biologico i frutti spesso hanno dei difetti è legato al fatto che il controllo dei parassiti è un po' meno efficiente. Succede che diamo dei prodotti di copertura, dei prodotti che agiscono solo per contatto, quindi una sciacquata è sufficiente per eliminare il prodotto, però anche una semplice pioggia che cade dal cielo è sufficiente per eliminare il prodotto che c'era sul frutto, quindi il parassita non muore, tutta la popolazione non muore e quindi ci possiamo ritrovare con delle deformazioni dei frutti legati a punture di insetto oppure ancora più precocemente a dei danni che sono venuti proprio a livello dell'ovario, che è quello
quello che poi diventerà frutto, che non si è nel momento in cui comincia ad ingrossarsi. Delle punture fatte lì da alcuni insetti possono determinare delle deformazioni, ma nel momento in cui il frutto è conservabile, cioè non è visibile la polpa sul frutto, quindi non può essere soggetto ai marciumi e tutte le eventuali deformazioni sono superificate, il frutto è perfetto, ha una qualità eccellente, ragion per cui è assurdo che ancora oggi il metodo con cui si utilizza pagare la frutta sia quello legato alla pestatura. Frutto di pestatura elevata viene pagato tanto in tutti i modelli di agricoltura, non solo in biologico. Un frutto di piccola pestatura invece viene scartato e quindi addirittura a volte lasciato in campo con uno spreco enorme, oppure viene deprestato, e non esiste una ragione al mondo che sotto questo punto di vista sia logica, nel senso che un frutto dovrebbe in realtà essere pagato per, ad esempio, la concentrazione di zucchero che presenta al suo interno, ma non certo per il calibro. Che cosa ti permette di risparmiare il fatto di poter commercializzare prodotti non perfetti? Allora, la prima cosa che mi permette di risparmiare è il costo della manodopera, che incide nel costo di produzione di un chilo di pesche per quasi un terzo. Ovviamente non posso risparmiare tutto il costo della manodopera, ma una buona parte di questo, un buon 50%, non dovendo stare lì a controllare frutto per frutto le possibili deformazioni. Poi mi permette di risparmiare tantissima acqua. L'acqua ormai è diventato un bene preziosissimo, quest'anno ce ne stiamo rendendo conto più degli anni scorsi. Abbiamo già cominciato a irrigare a partire dalla metà di maggio, non era mai successo, potendo per me commercializzare dei frutti non di calibro superiore, quindi di un buon calibro ma non eccesso, posso risparmiare un'irrigazione a settimana. Eccoci, allora veramente interessante quello che ci avete mostrato. Mi viene da pensare che se non fosse per il Covid magari noi questa riflessione la facevamo in quella splendida azienda all'aperto, con un tempo un po' diverso da quello di oggi. Iori, so che appunto voleva integrare alcune considerazioni, io aggiungo delle domande così che possiamo farlo per ampliare la nostra riflessione anche con gli altri ospiti. Io avrei fatto la domanda, ma a che prezzo, in che modo si ottengono dei prodotti tutti apparentemente belli, tutti uguali, tutti lucidi? Ci hanno risposto molto bene dall'azienda, questo mi è diventato chiaro. Dunque, so che voi siete partiti, allora vorrei far capire bene a chi ci segue, che nel frattempo può scriverci se ha delle domande, se ha delle considerazioni da condividere. Vorrei capire come poi concretamente voi questi prodotti li state offrendo allo sguardo, al nuovo sguardo del consumatore. So che voi siete partiti sperimentalmente mi sono appuntata a 795 tonnellate nei vostri punti vendita. Vorrei capire quando sarete a pieno regime, qual è l'obiettivo che vi siete prefissati e poi anche che tipo di, diciamo, politica di prezzo avete scelto, perché anche qui c'è una filosofia dietro. Chiarissimo, chiarissimo. Siamo partiti ovviamente per far funzionare la macchina, siamo partiti innanzitutto dall'agricoltura. Marisa è una delle centinaia delle aziende agricole del nostro ecosistema e con loro abbiamo capito e abbiamo messo a punto anche il meccanismo, perché Marisa prima non l'ha detto, ma molto spesso quei prodotti che lei non raccoglie perché non arrivano nel negozio o li lascia sulla pianta, ok? Ovvero potrebbe anche darli per una trasformazione industriale. In realtà la trasformazione industriale paga l'agricoltore circa un terzo o un quarto del potenziale prezzo invece della vendita verso il commercio nei negozi. Quindi il fatto che noi riusciamo, insieme a Marisa e le altre centinaia di aziende agricole, a fare in modo tale che quel prodotto che non rimane più sulla pianta, non va nella trasformazione industriale, noi lo prendiamo e lo portiamo nei nostri negozi. Abbiamo proprio definito un corner, un'area che si chiama proprio così per natura, proprio perché la natura è biodiversa, è fatta così, e quindi questi prodotti che vanno dal peperone ai limoni, alle pesche, ai pomodori, alle patate, quindi una varietà molto ampia, li proponiamo nella loro forma, così per natura. E lo proponiamo anche con un vantaggio sia per l'agricoltore, perché l'agricoltore invece che sprecare il 20% di questi prodotti noi li prendiamo e li portiamo sostanzialmente al commercio. Quindi primo grande vantaggio sistemico per l'agricoltore, quindi un'economia più sana e incrementiamo anche la resa, perché se pensiamo questo agricoltore come Marisa riesce a produrre il 20% in più piuttosto che lasciarlo sul piano. Secondo vantaggio è quello per il consumatore. Se il consumatore ci segue, percepisce il valore che c'è dietro,
e quindi il concetto dello spreco, di non sprecare, anche abbiamo un vantaggio perché noi riusciamo a posizionare questi prodotti anche a un prezzo inferiore rispetto al prodotto, tra virgolette, calibrato, perché permettiamo di avere questi prodotti a disposizione e permettiamo che l'agricoltore non li butti via, non li vada a dare all'industria per fare trasformazione per succhi e per passato e cose di questo tipo. Quindi anche questo porta un vantaggio al consumatore, un consumatore che deve essere un consumatore, quindi attivo, consapevole, porta anche un vantaggio economico. Noi riusciamo anche in base alla tipologia dell'ortofrutta, in tipologia anche in base alla stagionalità, ad avere anche delle riduzioni significative di prezzo. Splendido. Mentre parla Iori, cominciamo a vedere i commenti delle persone che ci seguono. Siete fantastici, perfetto. È il primo commento, è un progetto fantastico che ci è arrivato. Ecco, e qualcuno ci domanda come si può modificare questa follia della pezzatura, ma tra poco daremo voce a queste domande, ce la ricordiamo come si può modificare, perché qui speriamo un cambiamento. Allora, Iori, poi riprendiamo questo discorso. Io vorrei introdurre nella riflessione anche Stefano Ciafani, perché lo dicevamo in apertura, il progetto nasce con il sostegno di Legambiente. Si inserisce in un impegno decennale, auguri ancora una volta per i 40 anni, di Legambiente, un progetto, insomma, si inserisce in un impegno che è volto a contrastare un tipo di agricoltura che predilige la chimica di sintesi, a favore di un modello sostenibile, rispettoso della biodiversità, che non impoverisce i terreni, che non inaridisce le nostre terre. Ecco, io vorrei, Stefano, anche concentrarmi su ecologico di questo modello che impone pezzature tutte uguali, l'impronta ecologica. Leggevo alcuni dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente che diceva in Europa si sprecano sui campi 50 milioni di tonnellate di prodotti, e uno studio recente dell'Università di Edimburgo provava a quantificare l'impatto ambientale, lo quantificava pari alle emissioni di 400.000 auto. Insomma, parliamo anche di questo, di emissioni di gas serra. Stefano. Sì, innanzitutto sono molto felice oggi di presentare insieme a Fausto, a Naturasì, questo progetto di cui avevamo parlato ormai tanti mesi fa. Grazie degli auguri, ovviamente. Insomma, quest'anno compiamo 40 anni e abbiamo in questo periodo raccontato le tante cose che abbiamo fatto non da soli, perché tutte le conquiste ottenute per cambiare in meglio il paese le abbiamo fatte con tanti compagni di viaggio. Il percorso con Naturasì nasce ormai 2 anni fa, perché ci siamo trovati con Fabio Brescacin, con Fausto Iori, su una caratteristica che credo unisca perfettamente il lavoro che Legambiente ha fatto in questi decenni e che Naturasì dalla sua postazione ha fatto in maniera altrettanto efficace. Io nelle settimane scorse ho parlato del nostro, quarantennale, raccontando l'attività di Legambiente, definendola come tra le varie caratteristiche la ribelle concretezza, perché noi ci siamo ribellati rispetto a stili di vita, a modelli produttivi, a politiche che non andavano nella giusta direzione, perché si andava incontro a problemi ambientali, a problemi legati alla salute delle persone e a problemi planetari, come nel caso della lotta alla crisi climatica. La ribelle concretezza è la formula con cui abbiamo sancito questa alleanza strategica insieme a Naturasì, perché noi in questi 2 anni di lavoro abbiamo promosso l'uso delle retine riutilizzabili nell'ortofrutta nei negozi di Naturasì. Una cosa è stato fatto insieme prima di tutti gli altri per contrastare l'usa e getta di plastica. Si è messo in campo un percorso che ha ridotto gli imballaggi in plastica e ha ridotto la vendita delle acque in bottiglia all'interno dei negozi. Questo nuovo progetto rientra in questa caratteristica della ribelle concretezza, perché i temi dell'agricoltura sostenibile, come la definiamo, come ci piace definirla, l'agroecologia, è una nuova impostazione che da una parte permette di promuovere l'agricoltura sana, che non desertifica i suoli, che non crea problemi ai lavoratori sotto tutti i punti di vista, che li rispetta, che non crea problemi di residui di fitofarmaci sui prodotti dell'agroalimentare. E questo progetto qua permette di risolvere un problema che Fausto ha raccontato perfettamente, che contribuisce a ridurre lo spreco alimentare e contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra, perché tutto lo spreco alimentare
è un qualcosa di prodotti agricoli che sono stati prodotti consumando dell'acqua, consumando dell'energia, consumando delle fatiche umane, che grazie a questo progetto che presentiamo oggi, in qualche modo ridurremo insieme. E l'altra cosa ribelle che vogliamo fare è vogliamo cambiare non solo l'idea che i consumatori hanno quando vanno a comprare come se fossero dei robot all'interno dei supermercati, la frutta o la verdura che è fatta solo in un certo modo, vogliamo cambiare anche il sistema della produzione più in generale, perché i corner di Così per Natura devono stare nei negozi di Natura Sì, ma noi vogliamo, come abbiamo fatto per le altre attività degli ultimi 2 anni, che vengano replicate in tutti i luoghi dove si vendono prodotti ortofrutticoli. Magnifico Stefano, ci piace questa ribelle concretezza. Io vorrei raggiungere un altro versante di riflessione, perché voi da appunto 40 anni siete sentinelle sul territorio, più volte ci avete lanciato allarmi consistenti per quanto riguarda la perdita di specie di animali come conseguenza delle nostre azioni dissennate, la difesa delle api, poi abbiamo parlato anche della perdita di varietà di piante. C'è anche questo aspetto. Io voglio citare, ricordo un ospite che è stata da noi, come anche sei stato tu, siamo noi a TV2000, una sorta di archeologa dell'agricoltura, Isabella Dalla Ragione, che conoscerete tutti, che dalla sua tenuta dei Larchi in Umbria ha cominciato, facendo pezzo per pezzo tutto un vasto territorio, a recuperare, a salvare 150 piante da frutto che praticamente erano destinate all'estinzione, che producono frutta che è stata scartata proprio perché non è omologata a quegli standard di cui parliamo. Allora vorrei dire, andare controcorrente, portare a questa concreta ribellione di un sistema che ha un costo economico, sociale, etico, ambientale molto forte, significa anche recuperare pezzi di tradizione, pezzi di cultura, gusti dimenticati. Sì, questo lavoro che insomma diciamo nella nostra storia quarantennale, grazie alla nostra rete territoriale, dei nostri 1000 gruppi sul territorio, noi abbiamo anche in qualche modo cercato di dare un contributo per indirizzare la scelta delle persone, per raccontare ad esempio ai bambini nelle scuole che la mela o la pera o l'albicocca non nascono nel frigorifero di un supermercato, di un punto vendita, ma che ovviamente dietro hanno una storia straordinaria fatta di persone che ovviamente lavorano per fare in modo che tutto questo possa avvenire anche attraverso i punti vendita. Allora, questo è un lavoro culturale che deve continuare, perché è la riscoperta dei vecchi sapori e la riscoperta delle vecchie tradizioni che c'è dietro anche ai sistemi del biologico, su cui Natura Sì si è distinta rispetto a tutte le altre, come dire, le aziende del nostro paese, che ha fatto da apripista. È una di quelle azioni che noi dobbiamo assolutamente promuovere, senza dimenticare l'agricoltura tradizionale, che deve ridurre la plastica, deve ridurre i consumi energetici, deve ridurre i consumi idrici, perché anche su quel fronte bisogna lavorare. Ma nel frattempo il mondo del biologico in questi decenni è stato una esperienza straordinaria. Noi abbiamo i numeri rispetto alle coperture, della superficie agricola da biologico straordinariamente importanti a livello internazionale. I consumi di biologico anche nell'ultimo periodo, Gabriella, dove ovviamente l'attenzione alla salute è stata altissima. Voglio tornare da breve, interessante, anche nel periodo di lockdown sono saliti. Eh sì, perché ovviamente l'attenzione sotto questo punto di vista è stata altissima. Scusa, era per Fausto la domanda? No, la domanda era per te, adesso vorrei... Ok, scusa, pensavo l'avessi fatta a Fausto. No, questo è stato un periodo... È stato un periodo molto fertile, perché nella grande preoccupazione che tutti abbiamo avuto e che continuiamo ad avere per il prossimo futuro, ovviamente c'è stato un innalzamento del livello di attenzione dei cittadini rispetto a quello che si mangia, e i consumi del biologico fortunatamente sono aumentati, e questa è una delle poche cose che deve rimanere dopo di questa terribile lezione Covid-19 che c'è stata impartita. Ma ci torniamo su questo tema, perché restando sullo spreco anche quantificato, vorrei introdurre nella riflessione Luca Falasconi, che l'anno scorso, Luca, noi ci siamo
a discutere degli sprechi in Italia in una cornice magnifica, quella di un'azienda, la Collina Reggio Emilia, che è veramente un esempio di sostenibilità, di eccellenza sul territorio italiano. Lì abbiamo fatto il punto degli sprechi. Ora, poco prima che noi sprofondassimo in questo incubo della pandemia, il 5 febbraio si è celebrata la 7ª giornata nazionale di prevenzione agli sprechi, è stato presentato il nuovo rapporto dell'osservatorio Waste Watcher. Allora Luca, ci sono non forse delle indicazioni di un'inversione di rotta in quanto tale, ma ci sono dei cambiamenti nell'attitudine degli italiani allo spreco. Io vorrei che tu ci dicessi quali sono questi cambiamenti, dove invece lo spreco continua ad essere molto importante, alimentari, dove stiamo progressivamente diventando più virtuosi. E dopodiché ti vorrei sentire proprio su questo progetto specifico Così per Natura. Allora sì, per quanto riguarda lo spreco alimentare, diciamo che i dati mettono in evidenza come la quantità maggiore di spreco si realizzi a livello domestico. Siamo in circa attorno ai 37 kg di cibo gettato via pro capite all'anno per abitante in Italia, e che in termini di valore vogliono dire circa 10-11 miliardi di euro che vengono ogni anno gettati via nelle nostre case. Però l'aspetto positivo, e queste sono le ultime indagini confermate pure da questo periodo Covid, è che a livello domestico la sensibilità è aumentata, e da quanto dichiarano gli italiani si evince come probabilmente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, questa quota di spreco a livello domestico dovrebbe diminuire. Ma se epuriamo, tra virgolette, dalla filiera quello che è lo spreco domestico e andiamo a vedere che cosa succede lungo la filiera agroalimentare, vediamo come il comparto che più di tutti incide su questo fenomeno è il settore agricolo. Però vorrei precisare una cosa fondamentale che è emersa in modo emblematico dagli interventi di chi mi ha preceduto, che quanto succede nei campi non è legato a un'incapacità degli agricoltori o una bassa attenzione degli agricoltori, che generano quindi uno spreco nel loro comparto, ma è strettamente connessa a dinamiche che avvengono a valle del settore agricolo, quindi a livello industriale, a livello distributivo, che fanno sì che gli agricoltori, come è stato ben rimarcato prima, non riescono a immettere sul mercato tutta la loro produzione. Luca, ti interrompo un istante, perdonami, perché leggo adesso che c'è un intervento, un commento che Iori avrebbe voluto fare, lo inserisco perché poi ritorno subito da te anche con la visuale proprio più messa a fuoco maggiormente sull'iniziativa, su Così per Natura, perché mi interessa sapere che cosa ne pensi alla luce degli sprechi che ci hai così chiaramente descritto. Iori, non avevo letto il commento prontamente, quindi la inserisco in Nulla, Gabriella. Volevo fare due commenti rapidi. Devo dire, confermo quello che ha detto Stefano. In questo momento molto complicato a livello nazionale e internazionale dovuto al Covid, c'è una grandissima sensibilità verso il biologico e il biodinamico. Noi siamo stati oggetto veramente di nuove clienti che credono in noi, che hanno scoperto ovviamente la nostra storia e la nostra fatica per portare prodotti buoni, sani, biodinamici sulla tavola, e molti di questi li hanno poi cucinati tantissimo a casa. Avete visto quante pizze sono state fatte, quante pane, cose che non si erano mai viste negli ultimi 30 anni, quindi noi siamo veramente entusiasti e interessati a questa dinamica e attori attivi. Dall'altra parte volevo fare un commento invece su quello che hai detto, Gabriella, sulle sementi, sul recupero. Prima citavi recupero di varietà antiche. Un tema che magari è un po' sotto traccia, però per chi fa biodinamica e produzione biologica è molto importante, è il concetto delle sementi. Grazie alla normativa del calibro,
cosa è successo? È successo che le grandi aziende sementiere hanno cercato di definire, selezionare degli ibridi, delle sementi che permettono di produrre il più possibile omogenea la frutta e la verdura. Questi sono un modo, in qualche maniera artificiale dell'uomo per venire incontro a una normativa. Nulla di più sbagliato. Una sorta di brevetto sulle sementi. Esattamente, e queste sementi ibride sono proprio pensate per essere sostanzialmente per produrre cose il più omogeneo possibile, che è esattamente il contrario della biodiversità. Introducendo il così per natura, stiamo ribadendo e replicando in maniera chiara che noi dobbiamo partire da sementi che sono sementi naturali, che sono sementi autoctone, che sono sementi della tradizione, magari migliorate attraverso una selezione, una rigenerazione biodinamica di queste sementi e di questi frutteti, ma che il loro obiettivo è di produrre così, perché la natura produce così. Quando ci sono limoni fatti così o ci sono peperoni fatti così, questa è la natura, non è che possiamo dirgli no, non possiamo mangiarli, perché questi peperoni derivano da sementi che sono naturali, che non sono ibridate, che permettono sostanzialmente, che hanno consumato la stessa acqua di altri peperoni, okay, che hanno consumato lo stesso lavoro, la stessa intensità di attività agricola di altri peperoni e sono buttati. Adesso non devono essere buttati, nei nostri 500 negozi ci saranno. E così è stato chiarissimo, Luca, è stato proprio molto concreto. Luca, torno agli sprechi e alle tendenze. Abbiamo visto, so che voi avete fatto proprio anche un'indagine con l'osservatorio Waste Watcher del periodo del lockdown, fine maggio, primi di aprile, vedendo che a questo aumento, a questa corsa a procurarsi cibi per cucinarli con l'attenzione alla qualità che dicevamo, non è corrisposto un aumento dello spreco ed è un fatto positivo. Poi, insomma, nel 2014 un italiano su 2 diceva io butto cibo nella spazzatura, 5 anni più tardi queste percentuali sono cambiate, solo l'1% dichiara di farlo. Tutto questo è positivo, lo spreco però alimentare resta in testa alla classifica degli sprechi, poi l'acqua, poi l'elettricità e via dicendo. Allora io vorrei chiederti, ci ha aiutato Iori facendoci vedere i peperoni e i limoni, come giudichi un'iniziativa che contiene un messaggio ribelle, perché in qualche modo chiede alla politica di rendersi conto che ci sono dei regolamenti, delle normative che rendono quasi fuori legge vendere questi prodotti, e poi un'iniziativa che come giudichi la portata, la capacità di produrre cambiamento, ridurre l'attitudine allo spreco, che parte poi anche dallo stesso sguardo. Noi abbiamo guardato quel limone, cioè cambia il nostro modo di guardare i prodotti che scegliamo di acquistare. Allora, ti metto un attimo sul tavolo ancora altri 2 dati velocissimi che poi mi servono per dare la risposta alla tua domanda. In Italia nel 2018 sono rimasti in campo circa 18 milioni di tonnellate di prodotti agricoli. Di questi i 2/3, poco meno, erano frutta e verdura. Per produrre questa frutta e verdura e questi prodotti lasciati in campo sono stati utilizzati gli equivalenti di 24 laghi Trasimeno per annaffiarli. E quindi abbiamo sciupato l'acqua di 24 laghi Trasimeno per innaffiare frutta e verdura e altri prodotti agricoli che non abbiamo mai raccolto. Quindi per dare la possibilità anche a chi ci ascolta di avere una dimensione forse più tangibile di che cosa vuol dire sprecare 18 milioni di tonnellate di prodotti agricoli. E quindi vengo alla tua domanda. Direi che necessariamente dobbiamo essere ribelli, anche per un altro motivo. Perché come ci diceva prima Iori, mettere sul mercato dei prodotti di alta qualità organolettica ad un prezzo più basso significa renderli accessibili anche a chi magari non riesce sempre ad acquistare questi prodotti. Che è un tema importante. E quindi ampliamo enormemente la possibilità a tutti quanti di poter alimentarsi in modo sano.
E quindi senza ombra di dubbio un'iniziativa del genere non può che cogliere il plauso non solo di noi che ne stiamo parlando, ma soprattutto di noi quando andiamo a fare la spesa, perché è un fatto imprescindibile, come è stato accennato fin dall'inizio, che la qualità organolettica e la salubrità di un prodotto non vengono messi in evidenza dall'aspetto esteriore, e quindi da come noi vediamo quel bene stesso. Sei stato chiarissimo. Sì, scusami, continua No, la tua dimmi riflessione. pure. Ecco, insomma, sei stato molto chiaro. Allora, io voglio ricoinvolgere un momento Stefano e poi vorrei dare la parola ai colleghi Federico Quaranta e Roberto Giovannini, perché noi abbiamo anche molto contestualizzato questa nostra presentazione, questa riflessione al tempo che stiamo vivendo, un tempo in cui veramente il Covid-19 ha un po' sovvertito tutto, ci ha spinto a realizzare tante cose molto in fretta e speriamo in maniera duratura. Perché diciamo stiamo dicendo che un po' la consapevolezza delle persone che un cibo non può nutrire in modo sano un organismo se viene da un modello che avvelena la terra, insomma questa consapevolezza sta passando. E io pensavo anche al vostro impegno come Legambiente, il fatto che da diverso tempo voi attenzionate un territorio che è il territorio intorno al bresciano, insomma sappiamo quanto Brescia è stata colpita dalla pandemia, ancora adesso i contagi lì sono abbastanza più alti rispetto al resto del paese, laddove c'è una tendenza all'allevamento intensivo molto alta, un numero di capi di bestiame elevatissimo. C'è anche un'indagine, se non sbaglio, di Greenpeace che ha rilevato tracce nelle falde acquifere di 30 farmaci, 14 perdonate, farmaci, di cui 7 antibiotici, 30 pesticidi, di cui 9 addirittura non più in uso nell'Unione Europea. Ecco, direi che tutto questo, insieme a quanto rappresenta il letame, la quantità di letame, è un cocktail mefitico. È un cocktail insomma, che sicuramente non giova al sistema immunitario. Tanti sono gli studi, anche studi internazionali, sull'esposizione, cioè su quanto gli elevati livelli di inquinamento poi incidono sulla capacità di un sistema immunitario che contrae il virus di ammalarsi molto gravemente. C'è anche questo tema. Sì, proprio ieri abbiamo lanciato il nostro rapporto H2O, la chimica che inquina l'acqua, per raccontare, utilizzando i dati istituzionali, quanto in tante parti del paese, da Marghera alla Valle del Sacco nel Lazio, dal fiume Sarno in Campania al Milazzo, Augusta Piolo e Melillio Gela, in giro per l'Italia ci sono aree industriali che hanno portato tante sostanze chimiche nell'ambiente, causando disastri ambientali e sanitari. Una parte di questa chimica è stata utilizzata ovviamente anche dall'agricoltura. La chimica serve per l'agricoltura, ma ovviamente non bisogna eccedere, bisogna utilizzare quella giusta, bisogna utilizzare quella legale, perché in troppi terreni agricoli si utilizzano ancora prodotti fitosanitari illegali, esponendo anche i lavoratori, i braccianti a un'esposizione terribile sotto il punto di vista sanitario. L'agroalimentare è fatto anche di allevamenti che ovviamente devono in qualche modo indirizzare le loro pratiche sulla sostenibilità, sul benessere animale, e questa è un'altra azione decisiva, e c'è un movimento europeo dentro cui siamo anche noi per fare in modo che ovviamente gli allevamenti permettano in qualche modo di continuare la propria attività basandosi sul benessere alimentare, e dall'altra parte riducendo gli impatti di queste attività, perché ovviamente tutti gli allevamenti creano reflui zootecnici. Quei reflui zootecnici troppo spesso li vediamo, come dire, smaltiti in maniera non corretta, quando non illegale. Su questo l'agroecologia di cui parlavamo prima è anche quell'agroecologia che permette ad esempio alle aziende, agli allevamenti di poter utilizzare questi reflui per produrre biogas, biometano, per produrre energia pulita, per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. Tutte le pratiche di sostenibilità che si possono fare in agricoltura, negli allevamenti e nei punti vendita ovviamente danno un contributo concreto. Se noi facciamo da soli, associazioni ambientaliste, ci impieghiamo troppo tempo, non c'è molto tempo, dobbiamo convincere tutte le imprese a prendere questa strada, l'iniziativa e anche a modificare le leggi, perché una delle cose che vogliamo fare con Natura Sì
è fare in modo che l'Europa la smetta di approvare queste regole incomprensibili e insopportabili che devono obbligare la grande distribuzione a vendere solo i prodotti fatti come se l'albero fosse un robot. Ecco, bisogna anche modificare l'Europa. In Europa c'è chi spinge per la standardizzazione, perché dietro c'è tutto un mondo che ovviamente governa questa, un produttivo che governa questa. Sull'Europa ci torniamo, Stefano. Dobbiamo smontarla questa cosa. Ci torniamo sull'Europa, è stata presentata anche la strategia Farm to Fork, quindi insomma c'è qualcosa da aggiungere su questo. Abbiamo capito, era un'apparente deviazione della riflessione, in realtà qui tutto si connette, qualcuno l'ha detto molto meglio di me che tutto è interconnesso. Vorrei introdurre in questa riflessione i due colleghi Federico Quaranta di Decanter, di Radio Rai 2, e Roberto Giovannini della Stampa. Parto da te, Federico, intanto benvenuto. Sento malissimo, spero di Noi ti raggiungere con la... Ah, bene, meno male. Saluto tutti, saluto Fausto, saluto Luca, saluto Stefano e anche Roberto e te naturalmente. Quello che io ho ascoltato con grande attenzione, vorrei fare una domanda a Fausto, che è una domanda un po' pungente, come di nostro solito quelli di Decanter. E poi prima vorrei dire una cosa. Vorrei dire che intanto dobbiamo smetterla di continuare a raccontare che dobbiamo salvare il pianeta. Non è vero, il pianeta si salva da solo, lo ha dimostrato. Lo ha dimostrato durante il lockdown. Sono bastati 2 mesi per riproporci un modello di natura vincente, un modello di natura che si autorigenera, che si pulisce. Noi non dobbiamo salvare il pianeta se ne frega di noi. Noi siamo una presenza estremamente minuscola rispetto alla vita geologica del nostro pianeta. Noi dobbiamo pensare alla nostra casa, perché non è il pianeta malato, è la nostra casa che è sporca, è la nostra casa che non sta in piedi, è la nostra casa che crolla. Solo così potremmo avere un'attitudine positiva, perché altrimenti si richiede alla popolazione uno sforzo sovraumano, pensare a qualcun altro. Noi siamo esseri egoisti e allora dobbiamo iniziare a pensare a noi stessi. Solo salvaguardando la nostra casa possiamo cambiare il paradigma, però dobbiamo rivedere il concetto di casa, perché noi non possiamo continuare a pensare che la nostra casa siano solo i 4 muri che ci contengono, e in questo periodo ci hanno contenuto assai. Quando si scrosta un muro, chiami l'imbianchino. Quando si rompe un mobile, chiami l'ebanista. Se si rompe un tubo, chiami l'idraulico, no? Pensi alla tua casa. Ecco, dobbiamo iniziare a pensare che la nostra casa è fatta anche di boschi, di laghi, di fiumi, anche di deserti, anche di paludi. Quella è la casa comune. Federico, la provocazione, la tua domanda provocatoria che Fausto Iori sta aspettando. Allora, io adoro Fausto perché è un amministratore delegato, ma è un uomo di campagna, è un uomo che ha gli stivali, non ha le scarpe lucide, e lo adoro perché quando parla con cognizione di causa. Quest'idea è bellissima. Io odio il razzismo alimentare, lo odio, perché dover mangiare tutti la stessa mela dello stesso colore, della stessa forma, è razzismo alimentare. La natura è biodiversa, tu sei in un modo, io sono in un altro, uno è alto, uno è basso, è bello per quella, è ricca per quella. Però come facciamo a far cambiare il pensiero proprio stratificato? È ormai un vizio, non è più neanche un atteggiamento. Come si fa a livello culturale a far cambiare quell'abitudine terribile di comprare tutto bello, tutto uguale e tutto di una stessa identica produzione, quando la natura ci regala cose meravigliose? È difficile, bisogna veramente, è l'approccio culturale che va cambiato, ma cambiare questo, quando c'è un vizio, modificarlo è complicatissimo. Iori, come si fa? Intanto l'assaggiamo quella frutta, quella verdura squisitamente diversa, o diversa. Infatti, grazie Federico per la domanda. La risposta è proprio quella che ha dato Gabriella. Assaggiamola.
assaggiamola, tocchiamo con mano, facciamo sentire alla nostra bocca, alla nostra lingua, al nostro palato quanto è buona questa verdura e questa ortofrutta diversa, biodiversa. Quante varietà ci sono di peperoni? Noi magari nella nostra tradizione, così, nei negozi ne vediamo 3, 4 cultivar, varietà, ma in realtà di peperoni ce ne sono centinaia. Bene, il nostro obiettivo è di fare cultura alimentare. Se nel banco dell'ortofrutta di Natura Sì ci stiamo lavorando tutti insieme, deve essere un banco di vendita assistita. Le nostre persone devono essere persone che non fanno solo vendita, fanno cultura, trasmettono cultura alle persone. È difficile, me ne rendo conto, ci metteremo del tempo, ma questa è la strada. Se noi facciamo conoscere dai prodotti dei presidi slow food che a brevissimo saranno nei nostri negozi, a tutti i così per natura biodiversi, e li facciamo assaggiare, le persone capiscono che non c'è diversità, che sono buoni uguali, e quindi piano piano incominciano a capire che ha senso andare in questa direzione. Ha senso non solo perché è contro lo spreco, ha senso perché la qualità organolettica, i profumi sono gli stessi, e ha senso anche perché riusciamo a fare un'efficienza, perché il prezzo di questi prodotti possono essere più bassi. Quindi questi sono 3 grandissimi motivi affinché io sono sicuro che avremo strada libera, avremo successo. Ci serve il consumatore che abbia una parte attiva, che sia parte attiva di questo tema, e noi daremo una mano affinché lui lo possa sapere, lo possa comprendere, lo possa assaggiare. Guido, Federico, scusami, hai da aggiungere qualcosa? Se no vorrei coinvolgere anche Roberto Giovannini. No, io sono d'accordissimo. Il fatto che possa avere anche un prezzo appetibile è una chiave fondamentale, perché poi dopo il coronavirus c'è l'impatto economico di questo evento straordinario. Ecco, un evento straordinario che ci porta... Ti abbiamo perso l'audio. Roberto, un evento straordinario che ci sta insegnando un paio di lezioni che speriamo di mandare a memoria. Nel frattempo stiamo raccogliendo tantissimi commenti di persone che sottolineano gli aspetti etici, la sostenibilità ambientale di questo progetto, il recupero di sapori dimenticati. Non è da poco la considerazione sul prezzo che faceva Federico, anche in rapporto all'emergenza economica che stiamo vivendo, anche questa senza precedenti. Non vogliamo che questo cibo sia un cibo per ricchi. Roberto. Roberto, mi senti? Eccomi. Sì, no, io sentivo, non avevo parola. Ora ti sentiamo benissimo, anche noi. Grazie. No, dunque, sì, ovviamente il problema del prezzo è fondamentale. Io infatti questo volevo chiedere a Fausto Iori, nel senso che ovviamente si tratta di un'iniziativa lodevolissima, giustissima, sacrosanta, le ragioni per le quali è una cosa positiva sono state dette in modo eloquente in precedenza, quindi neanche mi perdo il tempo di chi ci segue per ribadirle. Però volevo appunto chiedere, cioè è chiaro che questa frutta, questa verdura che diciamo voi rimettete sul mercato a un prezzo scontato, sostanzialmente è un costo per voi, nel senso io sono contento, come consumatore me la mangerò, penso che sia, come detto, validissimo il discorso e quindi va bene, ma se non c'è un intervento globale, che mi pare di capire, secondo quello che diceva Stefano Ciafani prima, dipende dalle modifiche delle norme europee, perché altrimenti senza quello, e forse magari anche il governo italiano, il governo e il Parlamento italiano potrebbero intervenire, ma insomma, senza un intervento generale che rimetta sul mercato a un prezzo ragionevole questa frutta biodiversa, un po' strana ma sempre buona, cioè in questo momento c'è Natura Sì che penso insieme con i produttori si accollano il costo di mettere sul mercato della roba che ha un prezzo molto più basso e che quindi diciamo appesantisce i conti. Quindi vabbè, bravi, se ho capito bene siete bravi, ma non so se ce la possiate fare, diciamo, è una roba un po', ecco, un po' rischiosina, o no? Roberto, in realtà riprendo quello che diceva caro amico Stefano, lo facciamo con Legambiente perché dobbiamo essere ribelli, concreti, dobbiamo essere pionieri. Noi nel nostro lavoro dobbiamo essere pionieri. Se crediamo una cosa,
dobbiamo essere ribelli, ovviamente nella concretezza, non nella dissennatezza. Stiamo facendo questo perché le nostre 300 aziende agricole hanno detto ci stiamo. Stiamo facendo questo perché 500 nostri negozi stanno dicendo ci siamo. Adesso un ruolo devono farlo il consumatore, i nostri clienti, e un altro ruolo lo deve fare la politica. Ti racconto questo, che forse la normativa è così un po' particolare, ma ha evidenziato, c'è proprio un'apertura normativa interessante, perché nello spaccio aziendale non esiste il concetto del calibro. Quindi voi avete cominciato così, no? Con le rivendite interne ai dipendenti, se non sbaglio, è stata una tappa di questo. Anche questo, ma pensa, la normativa, Gabriella e Roberto, parla chiaro. Nello spaccio aziendale, nel mercato agricolo diretto, non esiste il concetto di calibro. Ma allora perché non può esistere nei negozi, dove le nostre aziende, le stesse aziende che hanno lo spaccio aziendale, portano i nostri prodotti nel negozio? Quindi noi siamo convinti che ci sia una strada. Non è così banale, ok, ci serve l'aiuto di tutti. Con Legambiente stiamo spingendo, ripeto, 300 aziende agricole con noi, 500 negozi con noi, tutti i nostri dipendenti, i consumatori, noi abbiamo aperto la strada. Adesso dobbiamo aspettare che anche una parte importante lo faccia la politica. E lasciatemi dire, come diceva anche prima, come dicevamo un po' tutti, non è che necessariamente deve essere solo Natura Sì che lo fa. Noi lo vogliamo fare perché ci crediamo e vorremmo che il sistema andasse in quella direzione, perché questo è un vantaggio per gli agricoltori, è un vantaggio per i clienti, per i consumatori, è un vantaggio per il sistema. Ecco, e tra l'altro diciamo io vorrei aggiungere che c'è anche un ascolto in iniziative di questo genere, di sensibilità, di un'attenzione a direzioni che alcuni movimenti stanno intraprendendo, penso alla Val d'Itria in Puglia, insomma insieme si può fare tanto. Io stavo leggendo anche i commenti mentre parlate che scorrevano sullo schermo, qualcuno ha detto che è bello anche rendere partecipe i commessi dei punti vendita che diventano sommelier della biodiversità, una bella definizione. Molti hanno raccolto la provocazione di Federico, no al razzismo vegetale. Roberto, vuoi aggiungere qualcosa? C'è un'altra domanda che vuoi fare? Perché stanno cominciando ad arrivare anche le domande dei nostri spettatori, del nostro pubblico che ci segue in diretta. No, io volevo solo aggiungere, diciamo, nel senso, Fausto Iori è stato bravo, nel senso, ha risposto non rispondendo, nel senso, è chiaro che, e quindi lo traduco io per chi, diciamo, non si è afferrato in diplomazia tra i nostri ascoltatori, lui ha detto sì, ce l'accogliamo noi, se l'accollano le nostre aziende e speriamo di funzionare a lungo, chiediamo un aiuto, una spinta a voi consumatori e poi la politica. Io, se mi è concesso, vorrei fare una domanda velocissima a Ciafani e a Falasconi, proprio su questo punto, cioè da dove si comincia per rimediare a questo problema? Cioè, in che modo possiamo eliminare il razzismo vegetale attraverso un'azione legislativa? Allora, rapidamente, Luca e Stefano. Luca, da dove partiamo? Questo è già un buon inizio. Assolutamente. Per natura è un buon inizio. Mettere in evidenza come il consumatore può e vuole richiedere questo tipo di prodotto è sicuramente un primo passaggio. Poi gli step sono sicuramente due, uno magari più a livello nazionale e poi uno a livello europeo, semplicemente a livello europeo, attraverso degli interpelli che possono essere presentati dai nostri parlamentari al Parlamento europeo. In passato sullo spreco alimentare lo abbiamo fatto e da lì poi è iniziato un percorso sia di ricerca ma soprattutto di iter burocratico che ha portato ottimi risultati. Dobbiamo semplicemente chiedere ai nostri rappresentanti di presentare questo tipo di istanze. Questo senza ombra di dubbio può essere la via e può avere anche successo. Il passato ce lo insegna. Grazie Luca. Stefano? Ma io credo che
Dall'Italia dovremmo fare quello che abbiamo fatto su altre questioni anche su questa vicenda. La direttiva europea sulla plastica monouso, che è stata approvata qua lo scorso anno e che verrà recepita dal Paese come da tutti gli altri Stati membri entro il luglio del 2021, è una direttiva europea in parte copiata dalle leggi italiane. Allora, l'Italia sa fare le cose per bene. In genere rincorriamo l'Europa e fortunatamente c'è stata l'Europa che ci ha permesso di risolvere tanti problemi ambientali con le procedure di infrazione e con le condanne, ma a volte c'è anche un meccanismo diverso che dall'Italia abbiamo innescato dei meccanismi di cambiamento anche sulle politiche europee. Io credo che dovremmo far questo, dovremmo farlo insieme. Ovviamente vanno spinte le istituzioni nazionali, ovviamente ci deve essere un contributo del Ministero delle Politiche Agricole, ci deve essere un contributo dei parlamentari europei che stanno nella commissione che si occupa di agricoltura, e questo, mi taccio, si sta parlando da mesi che la ripartenza dopo il lockdown deve essere diversa da come ci siamo arrivati. Queste parole si misurano con i fatti. Questa campagna, questa iniziativa che Naturasì insieme a noi presenta oggi è una modalità con cui si riparte nella fase 2-3 diversamente da come andavamo fino allo scorso febbraio. Questa formula utilizzata da tutti si deve concretizzare con atti concreti caratterizzati da ribelle concretezza, come questa iniziativa che oggi abbiamo presentato e che ci auguriamo venga replicata negli altri punti vendita italiani e anche nel resto dell'Europa, perché questa ambizione ce l'abbiamo con Naturasì. Concretezza oggi è il nostro mantra, la nostra parola d'ordine. Io vorrei arrivare alle domande, ce ne sono diverse. La prima che leggo, il progetto è ottimo, Vincent Gambino, mi interessa, ma mi domando se non mandiamo più questi prodotti alla trasformazione, i succhi di frutta e le marmellate bio, con cosa li faremo, Iori? Sì, in realtà il problema è più semplice. In questo momento tutto lo spreco alimentare, tutto questo 20% che rimane in campo, tantissimo rimane in campo, è proprio uno spreco. Una piccola parte va nella trasformazione industriale che però non è assolutamente redditizia per l'agricoltore. Lo dicevo prima, supponiamo che un frutto, una verdura costi 1 nella vendita sostanzialmente alla distribuzione nei negozi. Lo stesso prodotto dato per la trasformazione industriale viene pagato 25, 20, 0,20, 0,25, 0,30 al massimo. Quindi in realtà lo stesso frutto che ha richiesto la stessa fatica, la stessa potatura, la stessa sarchiatura, la stessa quantità d'acqua, viene pagato un terzo, un quarto. Quindi in realtà i succhi li faremo ancora. Il punto vero è che quello non è un modo per remunerare l'agricoltura. Quello deve essere una parte ancillare. Quindi la nostra idea è del 20% che viene sprecato, ne teniamo una quota parte piccola a piacere per i succhi, le marmellate, che in ogni caso sono una quantità molto più bassa, ma tutto il resto lo portiamo in negozio. Benissimo, è stato chiarissimo. Giorgio Lonardi, grazie a Così per Natura. I prezzi sono competitivi rispetto a quelli della distribuzione tradizionale, così torniamo anche al prezzo. Quanto costeranno questi prodotti? Ricordiamolo a chi magari si è immesso nella nostra riflessione pochi minuti fa. Rispondo prendendo lo stimolo da Roberto, dicendo tutta la verità, nient'altro che la verità, assolutamente ci impegniamo a avere un prezzo competitivo, in alcune circostanze anche il 10, 20, 30, 40% inferiore ai prezzi sulle categorie. Ok? Quindi lo scalibrato, in questo caso specifico di Così per Natura, avrà un prezzo veramente competitivo, perché questo è ci impegniamo noi con i nostri agricoltori a prelevare questa frutta, questa verdura e portarla nel negozio. Adesso ci serve il consumatore che ci crede, ma il consumatore ha un vantaggio, perché ha anche un vantaggio economico, oltre che avere un vantaggio culturale, perché capisce, ha un vantaggio economico, e questo ci aiuterà a fare in modo tale che questa normativa molto stringente, in cui noi stiamo lavorando un po' sulla linea di demarcazione della normativa, perché vogliamo essere ribelli, concreti, ma concreti, dobbiamo aiutare a modificare le regole in questo paese per ridurre drasticamente lo spreco e fare in modo tale che l'agricoltura biodinamica e biologica abbia una resa elevata.
perché il 20% sprecato in campo vuol dire incrementare il 20% la resa dell'agricoltura biodinamica e biologica. Io so che chiarissimo, io so, tra l'altro su questo voglio chiederti ancora un corollario di domanda, ma insomma so che Roberto ci deve lasciare un po' prima, allora Roberto voglio chiederti se c'è qualcosa che vuoi evidenziare, chiedo anche a Federico. No, mi prima sembra, di lasciarci. sono soddisfatto delle risposte alle mie domande, nel senso che appunto diciamo è un'impresa abbastanza coraggiosa quella che purtroppo no. si fa carico, e in bocca al lupo, e da cliente e consumatore insomma cercherò di fare la mia parte per prendere tutte le robine più brutte possibili, magari sono anche le più buone. Grazie a tutti, Roberto, grazie Roberto Giovannini, e ti salutiamo adesso, se ci lasci subito. Federico, vuoi aggiungere qualcosa? Ma io faccio un plauso a tutte le persone coinvolte per questa iniziativa, anche perché è un'iniziativa super intelligente che ci rende molto più liberi dalle multinazionali, molto più liberi da chi ci vuole vendere i semi di cui hanno esclusivamente i brevetti. La biodiversità ci rende ricchi in modo assoluto, e allora la cultura, partendo da questo, facendo un po' di sano insegnamento, allora la cultura ci porta a essere persone consapevoli, e possiamo capire che avere più biodiversità, più produzione, differenze di calibro, differenze di forma, in realtà è sinonimo, tutto questo è sinonimo di una ricchezza assoluta. al nostro paese, in particolare l'Italia, è veramente ricco, e allora perché autolimitarci, perché castrarci per seguire delle mode che sono mode stupide? Saremo migliori, saremo persone più intelligenti. Allora spazio a queste iniziative, e soprattutto spazio al racconto di queste iniziative, perché davvero questo è un progetto culturale fantastico. Mi piace questo tuo richiamo alla libertà, forse perché sono un po' anarchica per natura, ma mi piace sempre ricordare che noi votiamo con il portafoglio, che possiamo farlo, abbiamo un grande... Brava, ecco, hai detto una cosa giusta. Com'è che si orienta il mercato? Orientando il mercato. Com'è che si crea cultura? Facendo cultura, e naturalmente i consumatori hanno una responsabilità enorme, perché sono loro che indirizzano il mercato. Se si inizieranno a vedere calibri diversi, se questa iniziativa sarà un successo, poi lo faranno anche gli altri, perché il mercato si muove sempre là dove c'è successo. Sì, questo assolutamente, Luca, non perché vengo in questo momento, lavoro per TV2000, ma certamente Papa Francesco, sono 5 anni dalla pubblicazione di quell'enciclica che suona con forza, vi ha dato una mano. Ora, questo mondo post-Covid, speriamo post, è un mondo in cui le diseguaglianze saranno ancora più marcate. Il Covid non ha guardato in faccia a nessuno, però non è che tutti siamo uguali di fronte al Covid. Allora, insomma, ci sarà da ridurre questa forbice che a voi sta molto a cuore con la Smart Market. Chi ha veramente tanto butta troppo, chi ha poco ha bisogno di tutto. Voi con la Smart Market, questi due estremi, avete cercato per anni di avvicinarli. La faccenda diventa ancora più complessa. Iniziative come queste, insomma, possono aiutarci. Assolutamente, sono iniziative fondamentali per ridurre questa forbice. Volevo inoltre anche aggiungere una postilla all'ultimo post che hai messo in evidenza, quando si parlava di prezzi, competitività di questi prodotti con i prezzi della distribuzione tradizionale. Io sottolineerei di stare attento al consumatore quando nella distribuzione tradizionale trova prezzi, soprattutto su frutta e verdura, troppo competitivi, troppo bassi. Deve iniziarsi a chiedere il perché quei prodotti sono troppo competitivi e troppo bassi, perché dietro spesso e volentieri ci sono aspetti e soprattutto attività che non vengono remunerate, quindi diffidiamo da prezzi troppo bassi.
Luca, grazie perché ce l'hai ricordato, questo tema è rimasto un po' sotto traccia, ma è un tema che sta molto a cuore anche da sempre, dalla nascita di Natura Sì, da quando è nata nel piccolo emporio di Conegliano, cioè il riconoscimento del giusto prezzo e del valore del lavoro. Questo Iori è un punto essenziale, il fatto che ci vogliamo anche scegliendo iniziative come queste un'economia orientata dai valori, che quel valore aggiunto lo ripartisce tra tutti gli attori della filiera. Io vorrei concludere, sono passata al tu, spero che me lo consenti, Ci mancherebbe altro. una riflessione concreta, ancora una volta concreta. Credo di sbagliare, che voi avete avuto una fase sperimentale in cui avete immesso certe quantità di prodotti nei negozi, allora vorrei chiederti come hanno risposto i consumatori, che cosa state riscontrando. E poi chiudiamo ricordando che cosa entrerà, che cosa troverà chi in questo momento entra e sceglie di smettere di scartare con gli occhi. Beh, devo dire, abbiamo iniziato... Federico 40 nel frattempo, che è stato con noi, e lo ringrazio del suo intervento. Ciao Federico, ciao. Abbiamo iniziato questa sperimentazione nei negozi anche perché dovevamo tarare tutto il meccanismo di selezione, appunto, e provenienza di questi prodotti all'interno del nostro centro distributivo e quindi portarli in negozio. Quindi abbiamo dovuto mettere in piedi proprio il processo, il meccanismo operativo per farlo funzionare. Lato consumatore, quello che abbiamo capito è che dobbiamo accompagnarlo. Okay, alcuni di questi consumatori hanno bisogno di essere accompagnati e proprio per questo adesso da oggi in tutti i nostri negozi ci sarà un'area specifica proprio di Così per Natura, e spero che i nostri sommelier della biodiversità, come sono stati chiamati, quindi le persone, le responsabili del reparto ortofrutta, diano una mano a spiegare, a capire e anche a far assaggiare, perché ricordo, partiamo dall'assaggio. Quando si assaggiano queste cose si capiscono che sono buone e quindi non servono più chiacchiere. Parte proprio anche, abbiamo la fortuna come italiani di avere una sensibilità palatale molto elevata, molto sensibile, quindi vedrete che queste cose sono buone, hanno un buon prezzo e quindi partiranno da sole. È stato molto convincente, viva, e i non calibrati ci scrivono nei commenti estemporanei di chi ci sta seguendo nella diretta. Credo che ci sia un'altra domanda, la domanda è diretta a Stefano Ciafani, arriva da Fiore nel Vento, bello il nome, bello anche il cognome. Un utilizzo cospicuo di disinfettanti, quanto sta alterando la biodiversità e come vi state impegnando, cosa state facendo in merito? Stefano, è una questione complessa per concludere in pochi istanti, ma proviamoci. Va bene, no, lo faccio. L'uso dei disinfettanti ci accompagnerà come quello dei dispositivi di protezione individuale nei prossimi mesi fino a che non ci sarà il vaccino. Tutti facciamo il tifo per gli scienziati, per la scienza, per fare il vaccino. Nel frattempo dovremmo proteggerci. Non bisogna eccedere. Questo vale per i fitofarmaci in agricoltura, questo vale per i disinfettanti. Cosa stiamo facendo? Innanzitutto stiamo cercando nel nostro, dando il nostro contributo nel segnalare alle istituzioni quali sono i comportamenti scorretti. Nei mesi scorsi abbiamo visto dei comuni irrorare le strade con ipoclorito di sodio. Sono stati fatti degli errori madornali che hanno inquinato le acque, hanno messo a repentaglio la biodiversità e la salute delle persone. Abbiamo chiesto un intervento all'ISPRA e alle agenzie regionali di protezione ambiente. È stato fatto un documento da parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale che appunto diceva che utilizzare quella irrorazione di disinfettanti sulle strade, nei luoghi pubblici, non erano garantiti i risultati di riduzione della presenza dell'eventuale virus. E quindi abbiamo preso quel documento e l'abbiamo inviato a tutti i comuni italiani per dire: se volete farlo, non esagerare, e ci sono altri metodi, forse anche più efficaci e più naturali, per provare a rispondere a questa esigenza di disinfezione dei luoghi pubblici. Ma i cittadini devono sapere che si devono proteggere, ma devono rispettare quelle che sono delle regole di buonsenso. In questo periodo a volte il buonsenso è andato perso, basti vedere quante mascherine vengono lasciate nell'ambiente, stiamo chiedendo ai sindaci di fare le multe, oltre che ai cittadini di utilizzare le riutilizzabili, perché ci sono ormai mascherine che possono essere utilizzate all'infinito e sono anche certificate. Stessa cosa stiamo facendo sui disinfettanti: utilizzarli ma con le giuste quantità e quando necessario, senza esagerare.
Grazie Stefano, anche questa è responsabilità, non solo disinfettarsi le mani e mettere la mascherina. Iori, proprio in conclusione, gli ultimi istanti di questa nostra riflessione, oggi accompagniamo questa iniziativa, la lanciamo così per natura, la lanciamo con quali parole dirette alle istituzioni, alla politica, alle istituzioni nazionali e europee, con quale augurio? Noi abbiamo fatto la nostra parte, stiamo iniziando in maniera seria a fare la nostra parte, vorremmo che le istituzioni prendessero e facessero anche la loro parte. Noi siamo qua, stiamo spingendo, possiamo essere un esempio anche concreto, perché abbiamo numeri, abbiamo aziende, abbiamo negozi, abbiamo consumatori, per fare vedere che questo è un progetto che è chiesto dalla gente, è chiesto dall'agricoltore, e quindi non è semplicemente un aspetto commerciale, è un aspetto proprio sistemico, di valore sistemico. E quindi mi auguro che ci sia sensibilità. E volevo concludere dicendo che questo è un limone che in realtà non trovate in negozio, perché questo è per me e me lo conservo perché è una biodiversità, un esempio. Sembra una scultura, sembra una pipa, una lumaca, a seconda di come lo leggiamo con lo sguardo. Una teiera. Anche una teiera. Quante cose ci dicono gli occhi. Grazie e viva la diversità così per natura. Io ringrazio Stefano Ciafani, Luca Falasconi, Fausto Iori che ci hanno accompagnato. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito commentando continuamente nella diretta. Grazie davvero.